Voglio che sappiate innanzitutto che ho vissuto la mia vita felicemente, senza eccezioni. E l'ho vissuta da semplice uomo, con i momenti di gioia e i momenti difficili. Il silenzio commosso sul palco Jovanotti ha colto la voce di Paolo Ruffini, che davanti alle 5.000 persone in arena a Verona per incontrarti, serata che ha visto dialogare differenti arti e abilità, artisti e talenti speciali, ha dato il via alla lettura a più voci della lettera testamento di Sammy Basso, il ricercatore universitario di Tezze sul Brenta, morto lo scorso ottobre. L'amore per la vita di Sammy Basso e la sua profonda fede ha ancora una volta colpito tutti, anche il vescovo di Verona, Domenico Pompili. Chi mi conosce sa bene che non sono un tipo a cui piaccia dare consigli, ma questa è la mia ultima occasione, perciò ve ne prego, amici miei, amate chi vi sta intorno, non dimenticatevi che i nostri compagni di viaggio non sono mai il mezzo, ma il fine. Il saluto finale della lettera testamento è affidato a Jovanotti, con cui Sammy aveva creato un legame speciale, e ancora una volta la grande bellezza di questo giovane uomo ha accarezzato i cuori di tutti.